Buonasera a tutti. Prima di iniziare dovevamo inaugurare la nuova abitazione, quindi chiamo sul palco. Chi dobbiamo chiamare, Gaetano? Il vice sindaco, lo Salvaconti sul palco. Che facendo a meno, anzi usufruendo della loro indennità di carica, ci hanno donato queste nuove scenografie, quale esempio per molti altri. Li chiamiamo sul palco. Il nostro vice sindaco Rosalba si fa un po' attendere, però le donne si devono fare sempre attendere perché danno fascia. Stiamo dando il microfono. Grazie per le nuove scenografie, grazie per il lavoro, grazie per il contributo fattivo, grazie per tutto. È un impegno che avevo preso l'anno scorso, come sapete benissimo. Sono contenta di essere riuscita a donare questa scenografia a dei ragazzi che veramente meritano, artisti locali che meriterebbero forse molto di più. È un piccolo pensiero che ho voluto fare a tutti voi. Dopo 12 anni di casa popolare abbiamo la casa comunale. Adesso, prima di iniziare, io inviterei tutti a un momentino di silenzio per ricordare una figura amica che ci è stata vicino in questi 13 anni e che il destino non ha voluto che fosse qui stasera. A luglio, poco prima che un aneurisma lo portasse via, mi chiedeva di questa commedia, di quando l'avremmo realizzata, di come l'avremmo realizzata. Parlo di Vincenzo Sanfilippo Ceraso, conosciuto come il professor Enzo Sanfilippo. Enzo stasera non è qui ad applaudire, però siamo sicuri che Enzo è presente nella sorella che è qui e che invitiamo a salire sul palco, perché tutta la compagnia vuole donare alla sorella un piccolo omaggio, perché Enzo continua a vivere nella memoria dei militellesi, nella nostra memoria. Prima di iniziare, se può salire la sorella o qualcuno per lei. È un cerbiatto in vetro di Murano soffiato. Enzo era un po' come un cerbiatto perché era molto studioso e saltava da qui sempre. Io Gioia vi ringrazio a tutti e a te in modo particolare, perché eri sempre a tutti, ma tu eri vicino a Enzo sempre. Vi ringrazio infinitamente e ciò che nella vita morendo rimane penso che siano i ricordi, ed i ricordi Enzo ne ha lasciati tanti. Adesso andiamo alla commedia. Scoprimmo America è articolata in 3 atti. La commedia è ispirata al mito dell'America, che ammaliò soprattutto in passato tanti nostri conterranei, come il nostro protagonista Tano, per il quale il miraggio del benessere in quella terra lontana si rivelerà un fallimento. Rientrato nel suo paese dopo 20 anni di assenza,
scoprirà che è qui la vera America. La commedia è scritta da Giovanna Caridi. Buon divertimento e buona serata. Vediamo se potremo incontrare anche il radio stasera, che? C'è che mi perdo, non c'è sto studio. Porca miseria, non c'è niente, non c'è posto. Certo, lei ammettere però, sogno antico disordinato. Però c'è da dire una cosa. In tutto sto disordine, io trovo sempre l'ordine. Basta però che il nudo ci viene a mettere in mano, prima cosa. Sì, io apposta non mi posso meritare. Sì, tu sempre, quando era picciotto, questo mettiamo qua, non mi ha dato mai. Perché i femmine, e dico tutti i femmini, è una mania di un furconamento. Sì, un furconamento. Voi sapete che significa un furconamento? Lo dico io. È una mania da azzeccare in mano a tutte le banne. Certo, quando siamo picciotti, non mi piace ogni tanto uno mettere in mano. Ma quando mettere in mano te carte, le cose si comprano. Mi tocca due seggi. Sgraziata. La segretaria. Giusto, se andiamo a pigliare voce. Io sapete perché? A fare i biscotti per San Braso. E a me mi era su accanto a sto inferno. Tra l'altro ora, quindi che arrivano i fratelli, bandiere, e questi oggi mi fanno nascere pazzo. Io li conosco. E speriamo che non si portano pure i moglieri. Perché hanno moglieri che hanno la lingua come la palla di forno. Usa Salvatore Neri e devo infornare un pane. Poi, un minuto che arrivo, un minuto. Sa come, davanti. Buonasera. Buonasera. Sa come adesso. Chi è? Su lì? Buonasera. Sa come? No, mi passa che non c'eri. Sa come? Cerca l'auto e chiudi. Auto vuota. Già, se ne uno. E lei che fai? Buonasera. Buonasera. Accomodate. Oh. E allora? Che voleva? Come che volevo? Aspetta, fammi parlare. Visto che siamo tutti qua riuniti, io vi ho riunito questa sera per una cosa molto importante. E che vuole? Sì, ma non c'era bisogno però... Io buttavo pure i cagnoli da preso. Io a questo punto avessi buttato pure la gatta. Ce l'aveva detto io non me la buttavamo. La potevi buttare? No, così la stavo io che a casa, a così comunavamo qualche guaio. Aveva figlio? No, non c'è bisogno, ormai va a ascoltare, basta. Ambiente, io intendo voce, ma mi piace sta carrozza. Tutta sua mamma è. Mamma, ma non ti pari pure zio Babbo Natale? Anzi, fa forza che 100.000 libri di favole. Ma come la supporta? Come supporta Id? Come supporta Id? C'è consumata, una famiglia consumata proprio. E allora, andiamo a noi. Che vuole? E allora noi stasera siamo qua. Mi fare di sposa. Come fare? Dico, visto che le parti interessate siete voi due, non c'era bisogno di scomodare la signora e pure i picceriti. Ma signor Notario? Potevo venire solo oggi e basta. No,
in difesa a me marito. E io venivo a difendere a me padre. Vero? E a me non mi difende. Io era Dico- come per buttare a Ido, no? Scusate, ma io ritengo che qua stasera non c'è niente da difendere. Ossia, mi pare guarda, scanciasso badde per lampione. Ma io sto malato. Noi questa sera qua siamo per leggere un testamento. E per Quindi leggere non il testamento, figlio tutto sto inferno. certo, non c'era bisogno che portavo tutta la processione. Non andava lei a casa e lo leggevo comunicato. No, e questo lo devo leggere io. Lei la va a leggere. Cioè, io stasera vi ho convocati per riferirvi le ultime volontà del De Cuius. Di cui? Il De Cuius. Di cui? Il De Cuius. Di cui? Un morto. E chi c'entra un morto di cui? E allora, il De Cuius è il morto che non è altro che vostro padre. Signor notario, la va a sposare. Ma muta, Mio muta. marito e mio cognato, figlio, hanno scolivasci. Lei parla difficile, non capivo. Mio padre si chiamava Angelo. Preciso. No, De Cuio. E allora, a questo punto, preciso? Preciso. Perfetto. Il tu preciso. Io in Garbuglio stasera qua siamo a posto. E allora vi invito calorosamente a fare silenzio e soprattutto di tenere da diavolo e da ferma perché mi pare che stasera qua combina qualche guai. Non si preoccupasse. Oh ma che ci sono i soldi che entra? Però tutti ne l'avevano sparti, Ma figli da tuo vero? figlio sta degno gioca a mezzo all'anno. Ma quale sorte? Quale sorte e sorte? Ancora non ne abbiamo caputo. Siamo qui per leggere il testamento Lo capiamo. e quindi non c'era bisogno di buttarvi i carusi. Va bene? Guarda attaccavo, ma la porta, no? Allora stavo a casa. Sulla la stavo ma. A casa non sta di carusi. Questo non è posto per loro. Dobbiamo cominciare? Oh, Se prego. voi permettete. No, ne filamole lei, no? Che faccio freddo? No, no, no. No, ma faccio La casa, no. faccio il periodo, sentivo freddo, guarda, No, no. stai morendo Luca, anzi, sapete che lo dico, scusatemi. Perché già, Come resti in quello coso giallo che avevo oggi? tu cantavi a Sant'Aia dall'Orriore, Bene, bene. di seconda mano, E allora, forse va bene, male con Samuele. E allora, iniziamo con leggere il testamento. Quindi il giorno 20 del mese di dicembre, No, oggi è il 21. Agosto. scusate, E allora che dice il 20 il dicembre? giorno 20 non è altro che il mese di quando vostro padre, cioè il De Cuius che è morto, mi ha fatto scrivere il testamento. Ah, qua sì. Oggi invece è la data di quando lo stiamo leggendo. Ah, sì. Ovvio, ovvio. E allora, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 1990, davanti a me, notaio in Garbuglio, si presenta il signor Angelo Preciso. Poi era Angelo Preciso. Poi, pure io so Cianci, pure tu quando monti una mia parte. Cianci, Cianci un molto sulla croce. cianci. Oh, ne cominciamo che Ti c'è l'uno. per registrare un testamento che debitamente sigillato viene consegnato al sottoscritto affinché un mese dopo del suo decesso ne venga Cosa? un mese dopo del suo decesso. Non ci vorresti morire un tuo cesso. Giro, veloce. Oh, dopo Decesso? Sgraziato. No, mio padre morì in una stanza elettrica. Non è Buonissimo che... E io che dico? Buonissimo che morì. A me non mi interessa quando morivo vostro padre. Lei resti un mese dopo il cesso. Io dissi il vostro padre che è decesso. Mamma mia. Decesso significa morto, no? Decesso. Decesso. Ah, mi confondo. Cioè, Ovvio, morito, E allora, Muori. affinché dopo il suo decesso ne venga data lettura ai 3 figli. Cosa? Che dissi?
c'è scritto. Nella lettura hai 3 figli. No, sbagliata! sbagliare. Guarda, qua c'è scritto che siamo 2 figli, io e Ido. E allora qua c'è scritto 3. Lei ha fatto sbagliare a scrivere, signor No, notaio. io non sbagliamo niente a scrivere. E allora, Qua quanti siamo? Antonio, tu Presenti, oh. Tony preciso. Piacere. Piacere di conoscere. Presi? Io, preciso. Preciso. Precisamente. Perfetto. E poi c'è qua Gaetano. Ancora si Ancora cerca che sto qua. Mio frate si veniva a America, perché io stavo 20 anni. Ma sempre vostro frate che pure tu torni in America. Ma quale frate? Era un porco. E non tornò. Disgraziato. Pure. Abbandonò la mamma e mio padre e si veniva a America. Pituso. Porco. Ma che È abbandonava? un porco. Ma perché abbandonava la madre mio padre? È un porco. Ma io a me, di che dice tu non mi interessa niente. Io devo eseguire le ultime volontà del De Cuios, cioè di vostro padre che è morto, e per questo motivo già mi sono interessato alle ricerche e ho inviato una lettera al consolato americano per avere notizie di vostro fratello. Stava a lei, signor notaio! Non c'era bisogno, mi faceva tutti sti traffici a Camora. Ma a lei Cucciulissi, ora mi va a spiegare. Cucciulissi che va a cercare sta pecorella smarrita a Camora. A lei Cucciulissi li a consolare a Ido e invece consolare a Niano. Una cosa mi fa. Ah? Andiamo, ci chiudiamo un toletto bello pulito. Ci canciamo pannolone ogni sera. Avete fatto il vostro dovere. E ora dopo che dici? Disgraziato. E allora, quindi, visto che io già mi sono adoperato alle ricerche di vostro fratello, Cucciò? devo fare il mio dovere e quindi ancora siete pregati di stare muti. Vuota. Perché qua siamo per rispettare la volontà del vostro padre Sì, chi sto e lavorando? quindi E quindi ancora. se avete discussione da fare le fate dopo aver letto il testamento e possibilmente fuori dalla casa. Va bene, sì, continuate. Cominciamo. Ne capiamo? Sì, va bene. Potremmo cominciare? Sì. E allora? Vedete che leggere, io ogni da leggere. Non ci vedo tanto. Poi dovete solo ascoltare. Dammi filo io. Dateli a ricchi. A proposito, di lavasta ricchi. Io una settimana fa a posto. Prende pulito, là. Poi, perfetto, allora sentite voi. Mia moglie tutti i mattini mi lava. Il sottoscritto Angelo Preciso. Aspetta, dai, che mi faccio scuro, cane mio. Faccio un anni. Quindi il sottoscritto Angelo Preciso, nel pieno possesso delle mie facoltà e senza costrizione a alcun assetto del gioco, desidero disporre così dei miei beni. Oh, aspetta. Sono stancato, va bene, io muto così. Lascio a mio figlio Brasi 4 tummine di terreno di Astase coltivata ad Oliveto. Non so quattro. No, 4, cazzo, Più scritto piccola a essere. No, 4, state sai, tranquilli. Ma poi vi avete due, vostro padre adesso 4 e faccio su 4. Coltivata a Oliveto e la proprietà del Bisanò, compresa la casa. Ah no, la casa ne è già andato a sbattere, ma io Compresa dicevo la casa. un piano di sopra ci va Ida, a me mi restano la Dal momento che vi abita già a mio figlio Antonio, qui Io presente. lascio il restante 4 tummine di terreno di Astase e il primo piano della casa in paese. A te da pallassare un secondo. A chi? A Cucciovani? Sì, cosa? Che a Cucciovani? Che una mosca c'era. Me ne potete sentire la lampada che ti blu? Ah, mosca. Non lo so. La casa allora c'ha la sua io, secondo piano. Arrivederci. Aspetta! La pagina avevamo che fare. Ma vedete che io sciazzo tutte cose e non diventate padrone di niente. No, mi cosa? E allora, Prego. al mio adorato figlio No, Tanuzzo, Cosa? mio adorato figlio Tanuzzo, la suzzo. Tanuzzo, mio adorato figlio Tanuzzo, La suzzo. Tanuzzo, Ah, se la fa bene non si legge, muto. sì, del quale Tanuzzo, cazzo è scritto Tanuzzo, dal quale purtroppo non ho più notizie da 20 anni. Lascio il secondo piano della casa in paese. Lei sta scherzando o no? Io no. No, il secondo piano già i mobili io l'avevo buttato su. Guarda, Vediamo. se ne va la sua Ma casa e basta. faremo prima di leggere. Tanto se io me ne vai.
La parcella, me la vedo a pagare lo stesso. Un porcello ne ha uno di nero. Quale porcella? Un me di me frate. Ce la va Vuole a pure un dare porcello, la c'è da andare pure un porcello. Tu parla di porcella. Ora. Io Ora la ho detto porcello, la forse è parcella. maschio. Io ho detto la parcella, 800 kg porcello. parcella. Significa, ma vedi, a pagare un travaglio per Sì, stare ora paghiamo. Sì, vabbè, Per però leggere le tue parole paghiamo a lei, e contorniamo. Quindi al mio figlio dorato Tanuzzo, dal quale purtroppo non ho più notizie da 20 anni, lascio il secondo piano delle case in paese e la proprietà della Lardiga, Chi dammi? perché spero che possa tornare, anche dopo la mia morte, nella sua terra. Neanche di Milazzo. Sì, tu su, mi pare un porco. Io pure significa mi fare un corpo. Dopo figlio prima sono andato a studiare a terra, Chi? No, era loro, c'è la Sì, polizia. va bene. Sì, tu su. Nel caso in cui, questo è importante, nel caso in cui E tu Ciancino. non dovesse Bianco, farsi vivo entro 20 anni dall'apertura del testamento, la sua quota verrà divisa equamente fra gli altri due fratelli. Allora a posto, che tu stai 20 anni da America, torna ora. Credo di aver agito con giustizia, questo è vostro padre che parla. Oh, Credo di aver agito con giustizia e coscienza Preciso di e nome e di soprattutto di aver lasciato voi, cari figli, contenti. Contenti, prego, guarda, ma esatto, Vi benedico, buona benedizione. vostro padre Angelo I. Grazie, accettato. E meno male che si chiamava Preciso, meno male. Oh, signori, non ne voglio avere di Lei ora io ci dico una Forza cosa. su. Facciamo finta che lei non legge un ente. Che infatti, Io mi spedegno quello che mi aveva pigliato e mio frate si piglia l'altra cosa. Va e bene? siamo a posto. Poi Poi devo devo fare un taglio. Se mio frate americano non si è fatto vivo fino ad ora, secondo lei si viene a presentare oggi? Ragione aveva mio Non frate. ce l'ho proprio, quindi non facciamo... Speriamo, figlio. No, La casa ci lasciamo. no, quando potuto fare che gioco volete. Ma io vi ricordo che le ricerche già le ho iniziate. È mio dovere farlo. Andiamo a niente che Se fare poi lei. non lo trovo, e allora va bene, facciamo conto di niente. Speriamo. Ma se per caso l'avessimo a trovare, o volete o non volete, i due eredi legittimo, e a questa parte ce l'avete a dare. Sì, che chiedo non è erede legittimo, chiedo è un cornuto. Legittimo. Ecco. Cornuto non significa non essere erede legittimo. E quindi in ogni caso resta erede legittimo. Signor Bossia. Quanto Non vuole capisci. un mezzo porcello? Ci lasciamo qualche punto. Ma che quanto dici? possiamo. Ci abbiamo mezzo porcello, li abbiamo. Lei una è cosa, satta, Ma che tagliamo, dici? tagliamo. Ma che dici? Conoscete chi sto? Chi è? A Bibbia, a Bibbia. Ma guarda, conoscete chi sto? Vedi che c'è scritto? Questo è Abramo, quello che Isacco, state dicendo Isacco. voi, si chiama corruzione. Sì, Che mi mandano una lera se mi facete una cosa del genere. Io sono un uomo di legge Magari chi ci deve mettere al caso. sei un uomo di legge, regista allora. e ho letto. Quello che ho letto è questo e basta. Oh ma qui è dominicano. Io capivo che eri in un zio, ma se stai in America gli avevi i dollari. Oh, No, a futura non avevamo neanche i dollari. Avanti, chi è? Poi sentivo, nel sogno sotto. Può pattina via, può pattina. I soldi non ne sono. Oh, che state con me? C'è una mucca, cacciamo. Guarda che sto bello. Poi! I soldi non ne tenevo mai. Speriamo. Ah, forse arrivano i soldi. A posto. Ah, io sono all'estero. Li spartiamo un po' e via. Mi rapissa avanti. Che fuori? Guarda che è una cosa importante che proprio viene dal consolato. No, Volevo... Ah, forse mi non pure andiamo. morivo poverino, va morivo mio frate. Era un bravo di Condoglianze. Non posso pregare ancora una volta di assaltarmi. Ma Condoglianze, più buoni miei pace era, ora no. Ancora era cornuto. Ora era più buono vostro padre. Era un buon cornuto, signor notario, manco lei mi pare. Ne rasse gioco. Avanti. E allora, vediamo che cosa c'è. Ah, finisci tu, eh? Ma non c'è mica che cosa capita a Caraibi a mettere in galera lì. Avanti. Su, ah. Va buona data. Ti faccio domandare, papà. Avanti.
una maglia neanche. Potremmo stare qua. Mia cognata sa la birra più. E allora, se vogliono ascoltare, io non continuo. Morio. Stiamo a suonare col cavolo. A cui? A me fate. Morio America. Ora vediamo. Poi magari ne senti di qua. Il giorno sulla lettera che lui io Che rispondo scrittura? quanto mi piaceva Poveretto! Gaetano Preciso attualmente risiede a questo indirizzo. Significa che non è Vabbè, no, ci metto l'indirizzo per non te ci 95 W98 THST. Io camo. Chi? Questi numeri. Scrivi. Quella numero? Questo è 31, 98. Scrivi, vediamo. Ma quella numero, questo è un numero da volta. È tutto questo lungo là. Già l'anno longo vuol dire. Non so. Cleveland, Ohio. Guarda. Che ci succedeva? Io niente. Questo io aio. Ma che vedi? Vedete che cosa? Adesso più io. No. Io aio, allora chi ha o no? Ignorante che non sia di arte. Ohio è uno stato dell'America. Ma io dico una cosa, un cristiano che si chiamava Preciso, come può dire a fare due passone come a questa casa? Ma signor Notaro, mi dicessi una cosa. Ma andiamo a fare di forza sti ricerche? Cioè, io ora ci dicessi. Se sto cristiano aveva interessi fissopati, tanti in anni, poteva spiare, si campava, si mureva, non che ora lo chiamavo testamento. Certo, a così mi frega l'eredità. E chi lo chiamava quando io ci cacciavo quando? Signora mia, non avevo capito. Io il mio dovere l'ho fatto. E poi, come si suol dire, e lo sappiamo tutti, l'arma a Dio è la roba a codocca. Quindi, se vostro fratello è erede legittimo e è vivo, vabbè, tocca pure io di darci qualche cosa. Io però, dico, sai che ci dico? Ne andiamo a casa. Tanto notizie di mio fratello non avevo. Era ora che... E sto coso un tegno annunciato. No, sto tegno mucciato perché... Ah, tanto chi sto ci do. E la situazione resta come, ne prende lei e si fa gestire parte solo. Aspettiamo ulteriori notizie. Non aspettiamo a noi, Aspettiamo ulteriori notizie di vostro Scusa, fratello e dopodiché io mi faccio sentire. E non si fa gestire meglio. Io me ne vado, saluto. Arrivederci. È stato un piacere, mi auguro di non vederla più. Per me non è stato un grande piacere. Manca per lei. Ciao. Tanto farebbe diritto di mio, eh? Impazzire. Impazzire. Che l'aveva salvato per qualche grande occasione, ma stasera ci vuole. Che è forte sto coso. Faccio arrabbiare pure io morto. Ma va? Cianci di morte, la prima vez eppure ne abbiamo passate insieme, caro fratello. E ora tu dormi beatamente, io e caio con un matto di questo delinquente. Si portare pure i Caruso, si portare... Sgraziati! Portare i Caruso. Oh, bello ancora va bene. Io ora voglio vedere quando suo frate ci arriva a sta lizza e sente ciao sotto, a qualche cocciotto video primo aereo che c'è e arriva qua. Io voglio vedere dopo. E quando vedono che suo frate vola da questa parte. E vedevo un'altra cosa. Ma faccio pure un piacere se che non ci viene a puttare i soldi. Dalla comunicazione del consolato, quando ecco Tano comunica alla famiglia il suo imminente arrivo, fra lo stupore generale. La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo paesino e tutti, con grande curiosità, aspettano di rivedere, dopo 20 anni di assenza, umili caro. Oh Sambrasi, ma affronta a camminare così.
Ma perché devi ti stare a russo? Perché mia moglie mi disse che mi aveva levato tutto e mi aveva vestito il russo, mi aveva affacciato il balcone, perché i cristiani avevano a bere tutto che mi levava tutto. Oh, Caruso, ma era così tua moglie? È un ferro che fece in ta stanza letto. A me pareva che l'aveva con Angelo. No, no, l'aveva con me, disse che mi levavano tutto. Ma di corpo pure a te stava là. Adesso come la storia? Che pazza, te l'hai detto io no? Ti aveva a maritare tu Aida, no io. Chi maritava io? Se io subito mi scattuccetta la sera. Sicuro, ma due porchi tuo padre. E perché non era voluto pace? No, no, solo tuo padre aveva essere. Ah, certo. Caino pulito. Ora questa cosa russa, pure i mutande in rosso mi fece mettere. Tutto di rosso. Sei su sexy, non si Sì, dice. sì, sexy. Ne aveva solo un paro, ora aveva una settimana che l'aveva mettuto. Detto non marrone, altro che russi. E i quasetti avevano essere anche per fare l'abbinamento. Ma che sti chiamano a giocare a pallone con questo? Sì, ma sono del suo bene. Ma su fashion. Sempre un paro nave. Tuo frate quando si ricampa ora? Ma che ne sacci, oh, già si fecero l'8, che doveva arrivare alle 6 a Catania, ma io non lo so. Allora ti morivo all'aereo. Capace di casco. Speriamo. Molto che ne spattemoniamo, cosa a posto. Ma chissà, ma a proposito moglie, cerca di tenere la bada, che chi dà la lingua troppo longa. Chi dai una lingua disgraziata che tu hai bene Poi la qui pica... la lingua longa sentiamo. Cui? Ti stavo riscoprendo. No, stavamo dicendo che stava in staglia mi sta cilonga, io tu morissi. Cose fra frasi. No, buona, ti sta a posto, bellissimo. Ma Ma posso io levare o ci si no? salevamo. Ti dissi che te la sa di sta cosa russa. Ma perché se la sesta cosa russa? Perché non siamo qui a Lutto, giusto? Ah, Russo. Eri bella russa, a posto. Preciso. antimalocchi, Perfetto. a posto. Avanti, ne potremo ir ora. Io me ne vai. E ne vai a dire. Non ne va. Però ti voglio dire una cosa, ora quando vieni mio frate, Eh. mettiti in testa che chi vieni sempre i nostri frati. sì, Siamo vabbè, il nostro vabbè. Samu, quindi ho buono tinto nella macchina. Non teniamo. Che volevo bene. pigliare, a causa del tuo culo pure se si meritasse. Su mi ridassi a davvero. Io Non non la voglio dicevo. ammirare però questo americano. Allora ti ne la tutto cosa ne ha, non è maritato, non gli aveva figli. No. Capace che pure un babbo. Eh. Ne vediamo pure la pensione. Ah, speriamo. Quando arrivo c'era America, ma non porta che chi regalo Chi zio? sta pensando sempre al regalo? Solo Nostra mamma. gioia. Tu sapi quanto te ne porta? Il tuo americano. E gioca che bambolo tu amore. No, Vai, Gioia, vai. Ai, Caruso. Ma non ci vieni più, Giao. E chi ritarda? Per quale motivo ritardano possiamo Non ci capire? vieni più. Non si arriva un po'. Dai. Cai. Permesso. Ah, buono, casi. no. Di casa è Ci morito. mancava solo io. Arrivo americano. No, americano. ancora non siamo arrivati. Stavo aspettando una gara di anni. In serio? Ci mandavano, stavo a furare. La macchina era un servizio pubblico. Ma non si vede nulla. Allora me ne vai. Va bene. Torno più tardi, magari con mia figlia vuole conoscere. Certo. Signoruzza, lei, ci posso dire una cosa? Che amore lei che ci viene a ficcare. Quindi per quanto una figlia sistema mia figlia, questo americano, che si Oh, vuole così maritare, lo so, si faccio conoscere, Ma dice se che avevi manco la- soldi, dice che avevi soldi sto americano. Ma se manco l'avevi visto lei com'è? Vediamo. E se ne vecchio, se ne la intera, che c'è? Avevi soldi, mi disse. Ah, vai a fare ligno, Ah, per soldi, mi se ne va alla casa signora. Poi Non nasce- chiamava, Non c'è bisogno mi torna qui. Io volessi sapere come mettevo sta notizia in giro che tornava di l'America. Chissà. Tua figlia fa essere stata. No, Oh, no, figlia muta staci. La figlia muta? A paese Come la mamma è muta A figlia. paese non notare. Un notare a paese, chi non può parlare, devi essere tu. Disgraziata. Che è sto qua? Ah, ma- A Napoli. A Napoli. Quale mai? Arrivo, c'era America, arrivo. Arriva, Sì, Sicura, Gioia? Non c'è nulla della cosa. sentivo il clacson della macchina. A legge che casca a porta. No, Che ma tu porta, può essere Può allungato. Non c'è. No, Un novelista, Ma quello guarda. Gioia, Ah, posso... cucchi. ma anche un mazzo stavolta. Senta, lei, come vai? Come vai lei? Che cosa? Buoni, mi senti male, non volevo niente ne altri. No, ne ha cristiani sempre, cristiani. Geova, Hai detto che non c'è da per la porta ai marocchini quando vengono a sfidare i porti. ancora. Non cambiamo la nostra religione. Hai diventato precisa. No, vedo gioia. Grande. Dio, quant'anni. My brother, my
c'ha fame. No! Di maccarrona ci sono. No! No! You are my brother! Mi pare c'ho broro. Who is she? Ma chi è? Sì, la coffa cecchi, Sì, sì. cecchi, anini cecchi, ca, me ne detto. No. Who is she? Tu sei scema, ti conosci, manco di vita, ti conosci. Dai, hai ragione, mi ha fatto. Who is she? Sì, ma sì, ma tu. Vieni, mia moglie. Ah, Mugheri! Lo vedi? Ci può trovare una vasata? Basta la fine. In America, my brother. Condividiamo tutto, anche la moglie. No. Ma sei ma mi detto, tu sei la moglie la condividi tu, io mi condivido la mia. Io ho una moglie, io ho figli. Io buona ma di New York. Tanta sto caso. Io, che cosa mi portate dall'America? Zio, vai nipote. Che cosa Senti mi di portate qua, muta tu. dall'America? Amore, Sì. non ci ho badato noi. Perché? Ma che fai, I Sammi? valigia mangiare. Di valigia, aspetta che No, va. no valigie. Esplosi all'aeroporto. Come è esploso l'aeroporto? Because io andato a prendere un caffè. Chi pigliai? Un caffè. E che facesti? E mentre prendevo caffè dimenticai il valigia in aeroporto e pensavano attentato. Pam! Valigie in cielo, no più. E il coso? Ma scemo per Che giocare. cosa? Non ti buttaste niente? No, ho portato solo mutande. Mutande? E ti pare che non avevamo mutande in Italia? Ma non sapevo se avevate mai misura, ma Italia. Ah, tua misura? Ja. Ah, Ma ditemi piuttosto di voi, chi può sapere? chi vede casa rinnovata? Lo sapevo neanche chi. Che sacrifici che fece con la Ora si ne accorge che la casa è rinnovata. Perché non tornare a vent'anni Ya 21 anni che stiamo con la casa in affitto. Ora arrivi tu e ti pigli chi da buona. Ah, Dio. Where is my dad and my mother? Mudato poi. La bambina basta con loro, poi basta Ah, mudato. my mom. My mom. Ah mamma, ya mamma. My dad No, mudato mai. Mai. E is deaf. Forse allergico ho dato. Anzi, My mom is deaf. Chi? Deaf. Consulta pure a mia moglie ci ma scema, chi sta ci deficiente? Chi da è tua mamma, Gioia? And my mama. Chi? Ah, morì. Non sapevo che aveva morito. No, tutti i telegrammi che ci mandavano. Non ho ricevuto niente, mia fratuzzi, vi giuro. E giuri. Because io lavoravo, e lavoravo bene, no? In questi 20 anni. Si lavorava molto bene. Baragnavi. Lavoravo bene e guadagnavo Bene. molto bene. Solo mentre avevo trovato lavoro molto bello. Molto bene. Bellissimo. Ho caduto. Ho caduto Ah, ho caduto, sì. dal grattacielo. 42 piani. Sì, vabbè, 42 anni. Vi giuro. E non morivo. E non ho morto. Ah, meno male, non è morto. Because io porto sempre mamma da presso. La morte l'ha preso? Ja? Ci faceva una passeggiata, poi la porta a pisciare. Solo che cadendo mi è andato fuori il cervello. Mi è andato fuori il cervello. Si vede. Mi è andato fuori il cervello. Dai, che pezzi fuori. Ah, non si dice un pazzo di pazzo. No, mi è andato fuori il cervello. E poi hanno messo il cervello di dentro. E com'è che non morivo? Ma mamma mi ha protetto. La mamma non aveva niente, che pare che produceva a Dio. Io ci lanciavo un po', non l'ho niente, pensava a Dio. Non fare iappo. Ora ho ricevuto lettera del consolato because
Io avevo dimenticato my Tu vassoio address, ti buttò. my name, my Ci surname. butta il tuo vassoio. No, posso. Dale che bene. Queste nuove tecnologie americane, yeah? Posso. Chi è? Vassoio? E che fare un coso? Un vassoio portabile, yeah? Possiamo mai borsa. Sì, figlio, sì. Posta, posta. My bag. Ma chi? Ma chi può togliere veramente? Un becco, li stai buttati. My bag. E onde l'hai un becco? Forse l'ha attaccato No un po'. becco, my bag. No capre, no corna. E chi- My bag. Valigia. Ah, ancora, E becco, la la valigia. sta pallasciano. Permesso. E chi Io- portaste, niente? No, niente, avevo portato delle cose alla mamma, erano in quella... E chi ci aveva portato, mamma? Un fazzoletto, un cappello per my day. Sì, un ci mettiamo sopra la cassa o no? Però my doctor mi ha detto di non fare più botte in testa, Vero? perché potrei uscire di nuovo fuori senno. Rida, a volte si senti meglio quando ridiamo così. Comunque, cari miei, io avrei un po' di appetito. Sì, Sì, io vado a preparare preparare, tutti i farà a grossi. mangiare. Mi piace mai Marietta Ohio? Chi hai? Tu hai. Tu hai. Ohio! Chi Chi ha? hai? Ah, chi gioca lo Stato d'America? Ah, sì, Ancora sì. gente. Ohio. Può passare, Dano, io ho già preparato tutti i Già cosi. hai preparato? Sì, sì. Possiamo La passare? pasta con brodo. Tu non vuoi la pasta con brodo? Scherza, tuo frate, No. scherza. Ah, Metti beh. maccarronaci su. Ah, macaron, prego, passate voi, vi prego, io arriverò tra 20 minutes. Ah? 2 minutes. Ma senti, ma tu America e tunnari per caso? Sì, No! come no? No, io resterò qui con voi. No! Yeah. E picchi? Perché l'America ormai è qui. No, gioca a Menitello, siamo quasi. Sicilia, Italia, tutta Ah, la non c'è un cavalla. gabinetto, non c'è, ma ne avevamo manco gabinetto. Lo Ah, levato, dopo la guerra ne levavo pure un chilo. schifo. Schifo, guarda tu in America. Raga, un tuo sacchetto. No, per ora devo restare qui perché è eredità di papà. E non vorrei rinunciare anche No, perché no. ora che sono benestante Sì, con l'eredità di papà che fare? Che fare? vorrei trovare Che trovare? una single girl, Che trovare? Cosa? una picciotta, Bella, picciotta poi, o no? bella picciotta, sì, quando uno si deve ubriacare di vino, good, buono, sì. Raduzzo, ma Ma tu tu ti tagliasti lo specchio, mio frate. tutte le mattine. Rico, all'intero non si scippa. Io ricisto. Poi a bella picciotta, non mi pare esagerato, io dico. Gioia, o vino buono o niente proprio. Va Mezzo bene, niente. sì, non ti preoccupare che ci sono. Ora facciamo selezione. sì, non ti facciamo concorso. Ma tu non è che magari da America si è maritato già? No, Allora ti hai i figli pure. A casa. no, che io sappia, no. Non lo sape, no. Che io sappia, no. Poi non saprei. Comunque, io ho fame, andate a preparare. Tu arricampi però, se no divento un Sì, brutto. voi andate, tranquilli. Momento! Momento! A moment! Avanti, Io sogno. dica, A Roma americano. americano, non americano. Ah, io americano. E tu? Non ti conosco più. Chi sei? Quanto tempo passò? Chi sei? Non mi ricordo. Io sogno. Chi sei? Santa sogno, non mi conosci, guarda, non mi conosci. Sì, Santa! Salutamene. Sorridinino! Stavamo andando, Ah, stavamo. Come passò un tempo? Passò per me, ma pure per te passò un tempo. Pure per me? Ah, questo mi Ma quanto dispiace. eri bello quando eri picciotto? Eppure tu quanto eri
Sicca, Guarneri Picciotto. L'anno passano, con tutte passano l'anno. Rosa. Rosa, tu capire inglese, Rosa? Vieni per presentare da me figlia, vedi che è bella. Accomodatevi, Rosa, Rosa, che bella figlia che hai, prego, accomodati. E dimmi, posso chiedere? Schetta, maritata? Sì. No, maritata? Schetta, or single girl? Yeah. Quanti anni avessi? 25. 25? Non è né schietta e né maritata. Matrimoni ne avevo avuto tante, ma se non cambia da un buon partito meglio che se stai schietta. Perché non è né schetta né maritata? Allora è fidanzata. Fidanzata? No. No. Tu l'hai i soldi. Sì, io dollari. Se ne schietta, te maritasti. No. Figli ne hai. No, non ho sposato. Figli che io sappia non ne ho. In America che si dice? Oh, America, Dio, non c'è situazione buona, no? Le donne dell'America sono un po' escort. No, che in Sicilia siamo belli, cicigni. No, escort. Donne di mondo, lucciole. Lucciole? Zoccoline. Quindi non ho scelto di sposarmi in America. Io ci veramente Questa, ti stavo pigliando, non sicuri. Volete passare? Vai di là. No, lei resta qui. Resta qui. No! Passate da panna con Au revoir. Au revoir. Fammi mettere gli occhiali per vederti meglio. No. Ti piace? Ora vedrai. Ma allora ti piace? Good. Magnifico. Good. Moltissimissimo. Veramente? Troppo sai. E quindi? Rischi che ti salta addosso? No, sti cosi no. Non cominciamo ora. La mamma non vuole. Posso? No. Prima? Dopo? Allora mi dai qualche speranza? Qualche speranza di rugno. Gioia, di rugno, 1000 speranze. Ma senti una cosa. Ti voleva ridi. Dimmi. Ma tu? I dollari dai. E urni là sti dollari. Urni. Lo sai perché 1000 diri? Picca mamma mi dissi. Me mamma. A rossa. O rossa o sicca. Mi dissi che per maritare uno buono. Se tu sei buono ti marito. Altrimenti? Buono, non ho malattie. Gioia, io ti voglio buono. Vuoi dollari? Dollari? Yeah? Sì! E avrai dollari. Gioia, Diventerai sì! the Queen of Sicily. Non mi dire sti cose che stai un pezzetto! Pure io. Sì! Bellissimo! E allora posso preparare il fidanzamento? Tutto devi preparare, tutto! Ti mando la serenata con mio amico Ninuzzu. Maestro, se ancora è qui, l'ho lasciato 20 anni fa. Me mannare tutto quello che vuoi, sogno troppo contenta! E allora stasera arriverà la serenata e ufficializzeremo il nostro fidanzamento. Ci posso dire a mamma allora? Già, oppure no. Sì, prima fidanzamento. Per diventare io, che dicesti che diventare? The Queen of Sicily. Queen, bellissima mamma! Mamma, da quella me la so, mamma da cugino. Da dove? Fida buona, per davvero ieri. Oh, veramente
buona. Troppo buona più da Mi avere. susti complimenti, Cammora. Non parlare con te, tu vai via. Chi Ehi. sei tu? Sua moglieri. Sua moglie appartiene a lui e non a me. Impicciati dei fatacci suoi. Appunto, io di chi bisogno sta impicciando? Io diceva Non che ti era troppo preoccupare. buono Pinta. È troppo buona per me, io scelgo bene, no come mio fratello, un tapamento. Signorini, Cammora. Ma perché ti stava America? Cosa sfiducia? Aspetta! La bannana, ricordati da dove vieni. Io A me ricordo. sto americano non mi piace. Va bene, e manca a me. E sapete che vi dico? Io ho sempre fame e andrò a trovare un mio amico dopo 20 anni. Però... vai, mi vai, no, vai, resta. no, che vado? Qui devo chiamare prima il notaio per dire Non ci vinno che pensare io provato arrivai. subito, no? Ah, Subito, sì, ci sono stati certo, piccioli certo. no, a memoria, dopo che aveva cascato, Certo, dopo ci aveva dopo ricevuto il anni. cervello di fuori Sì, sì. e pensò a notare io. Per cortesia, qui avete un telefono? Telefumo. Telefono? Questo canale non pigliamo Onda Mistero, Rete 4. Stavo giù babbo, vuole dire un Telefono, telefono? telefono. Ti pare che stiamo a 20 anni a rete? Allora. C'è un telefono. Telefumo. Cortesemente, lavandaia. Ancora. Lavandate, dici, va a polizia, chi vuole dire? Telefona al notaio, Sì. dici che io sono qui Sì. e fissa appuntamento. Andiamo uniti da bagno. No, io non Di mangio Lufara, o qui. di Lufara che mi E non stai devi fare a spiegando? mangiare. Io andrò a mangiare nel locale migliore di qui, se ancora esiste dopo 20 anni. Vai, sì. E qual è? Andrò a mangiare dal mio amico Calido. Vai, vai. Oppe. Io chiamo Notaro. Innale, l'idea è troppo chiara là di sto americano babbo. Ma ancora va a arrivare? E già pensa moglieri, sordi. No, ma a me non mi conta giusto questo. C'è qualche cosa che non va. Ma, dici, ci pigliare i valici. Ma, secondo me, aveva essere qualche morto rifame americano e viene capi a fregare i suoi frati dopo 20 anni. Quanto chiama chi sto? Sì, pronti? Casa del notaio in Garbuglio? Salve, sono la mogliera del signor Brasi Preciso. Sì, abbiamo venuto l'altro giorno, tempo fa, veramente, per il testamento di mio suocero, si ricorda? Sì. Le volevo dire, siccome è arrivato mio cognato americano, voleva prendere un appuntamento con il notaro. Sì, per il testamento, sì. Grazie. Sì. Va bene, aspetto sulla linea. Cosa? Ah, viene lui qua alle 3. Oggi? Va bene, la ringrazio, arrivederla. Tano! Brasi! Tano! Spirero, meno male che era interessato ai sordi, sì. Brasi! Tano! Mamma, dimmi. Chiamevo notaro, mi rissi chi veni in duca direttamente qui. Viene lui direttamente? Sì, vieni qua. Siamo pronti. Meglio così aspetterò qui il notaio e non dovrò essermi io a scomodare. Va bene. Bene. No. Per? Avanti. Ma c'è, ci si dice. No, Prego. Chi è? Scherzo. no, come scherzi? C'era un notaro. Sì, che stava a tanta faccia. Accomodarsi, Mi vado a accomodarsi. sistemare. Buonasera. Mio frate, Ma che ti sta portando? che diva a memoria quando io in America, che divo.
via memoria per Dio. Porco, buonasera. Buonasera. Ma sta per scomodare lei? Per chi viene? Quindi, certo, dopo tutto quello che sul comunasto la volta scorsa da casa, questa sera sono venuto voi, io qui da voi. E ha fatto benissimo, piacere, piano preciso. Preciso? Io sono preciso? Siamo Sì, precisi, sì, Stiamo a posto. Ma io volevo da sera non c'è. no, andai a giocare. Facciamo un tagliaggio. Gioia è una diavola. Americano? Ecco l'America! Piacere. Bene, ha portato il testamento? Ho vino nell'avevo penserino, lo testamento là. L'avevo detto io. Certo, sono qui per questo, signor Gaetano. Sì. E allora che facciamo? Leggiamo? Ma questa moglie manco c'è. No, No, quella è... Sicuro? Solo. Non vedono? No, non ci vedono. Allora potremo ir avanti. Posso leggere? No, è il mio dovere leggerò. E allora, visto che voi due siete già entrati in possesso dei vostri beni, leggiamo solo la parte che interessa il signor Tano. Perché loro già in possesso? Perché loro già? Perché tu non c'eri? Perché lei era in America. Yeah. In 20 anni non c'è stato. Già. E allora? Può leggere? Giustizio. E allora? Al mio adorato figlio Tanuzzo, Sono io. dal quale Adorato. purtroppo non ho più notizie da 20 anni. Una sasseggianza, non mi va. E come facevo? Se tu cianci un po' di sentire che dico io. Scusi l'emozione. Lascio il secondo piano della casa in paese Secondo piano? e la proprietà dell'Ardica. Perché spero che possa tornare anche dopo la mia morte nella sua terra. Dopo mia morte? No, la morte del padre. Se lei che parla, cianci e ride vuol dire che è vivo. Appunto. Nel caso in cui non dovesse farsi vivo entro 20 anni dall'apertura del testamento, Io morto? Sì. Magari a Dio. No, mi diciamo. allora ragione avevo quando mi dijiste che era Quando venuto. giudizio. Ora porco lo terremoniamo, Burgelli. Quindi all'apertura del testamento la sua quota verrà divisa equamente fra gli altri due fratelli. No, annullare clausola! Certo, La visto che clausola. credo di aver agito con giustizia e coscienza È giusto. e soprattutto di aver lasciato voi cari figli contenti. Posso leggere anch'io? No. Vi benedico, vostro padre Angelo Preciso. Mi fa tutto. Che ci gianci, Gioia. Gli angeli morti sono ormai lacrime perse, Gioia. Papà. A pigliare nuova sua madre, a pigliare. Aspetta, Fratuzzo. Aspetta che in antica lordo. Aspetta la punizione. Ma che fai? C'ha l'ugnuione a sua tenda pure. No, era lordo. Tu, Fratuzzi. Era un pulverazzato. Tutto Grazie, papà. Grazie, mamma. Tutto suo padre. Grazie. Grazie, Grazie a Meno io. male che si chiamano Preciso. Come posso disobbligarmi? No, io ormai il mio compito l'ho finito qua, quindi ne posso vale. anche andarmene. E le chiavi di casa? Le chiavi di Le casa chiavi credo che i suoi fratelli l'hanno posato dove c'è la finestra nel buco là. E Ciurici pure. E Ciurici. Certo, è sua la casa. E ora è mia. E lasciate a me il testamento. Questo? Certo. Vediamo se è stato firmato. Sì, ecco. Grazie. Questo è suo. Per la parcella. Penso Ci vediamo dopo allora per la parcella. A dopo, grazie. Ok, grazie per Bravo, l'amore sì, e per grazie. il piacere. Accompagnatelo. Grazie, buonasera. Buonasera. Benissimo. Caro. Non ti pigliare più facile, non lo dare. Fregatene. Fregatene. Facisto tutti i cosi? Tutto fatto. Mio padre fu preciso. Oh, picchisto? Preciso di nome, preciso di fatto. Proprio. Dunque, ora che sono ricco, cioè ora che visti tutto sto bene,
non che io non l'avevo mai visto, Certamente. ma ora che ho visto tutto questo bene in Italia, ho pensato che è giunto il termine per sposarmi. E poiché c'era quella ragazza, Poi, la figlia di Santa Rosa, che mi ha detto di sì, io stasera ho mandato una serenata. Si usa ancora così? non si Più usa, no, antichi, serenata, allora. cioè. Chi di più antichi? No, io voglio fare tutto all'antica. Benissimo. Dopo serenata ci saremo il matrimonio. Va bene. E naturalmente ci sposeremo in casa. Ah, tipo marita ricca? E come mai ti innamorasti di chi sta subito? Perché era l'unica sul mercato, scemo. Ah, E non vi fa fare. ti innamoraste subito, Ah, vedi te, no? molto chiare. E poi non volevo fare la figura dello zitello americano. Non sa mai dire. Tu. Quindi io vado a prepararmi per serenata. Va bene, va Ci bene. vediamo dopo la, come dire, night. Chi? Dopo la notte. Ah, va bene, non ti preoccupare che ora ci ricevo Vado Donino, preparo serenata. Andate voi. E questa babba si consumarono. America capitale lo scoprivo. È trascorso poco più di un mese dal suo arrivo ed ecco che Tano, entrato in possesso dell'eredità, si appresta a dare una svolta alla sua vita, sposando Rosa e organizzando un matrimonio all'americana, in casa sua. È arrivato finalmente il grande giorno e in casa Preciso fervono i preparativi. Oi Angela, stati ferma che ti attaccare sti capigli, ferma! Ah, hai visto qui? Ma volevo finire questo inferno o no? Ferma che ti attaccare i scarpi, ferma! Antoni! Ma chi sei ancora un compagno, sì? Ci siamo quattro cristiani che andiamo a canciare, muoviti! Oh, che inferno questi siciliani. Dovrei tornare in America. Dov'è? Mia nipote? È scomparsa pure lei. Non c'è. Bene. Adesso li porto io! No, Anneli, tu consegni a me. No, li porto io! Ti ho detto, Anneli, consegni a me. Grazie. Vieni qua. Li puoi portare tu, gioia mia. E ora chiamate questa carusa! Dov'è? Ma porte ben chiuse? Sì. Porte ben chiuse? Sì. Panciuzzo. Mammuzza, come paro? Penso buono. Come mi vedete? Ma quanto eravate belli, my dad e my mom. Panciuzza, mammuzza, vi devo fare una grande confidenza. Io non sono quel figlio che voi credevate. In America ho conosciuto davvero Zoccolina americana, la quale diceva di essersi innamorata di me. E dopo 4 mesi appena mi sputò una panza tanta e mi disse: è tuo figlio? E dopo 4 mesi e mezzo è nato. Pesava 4 chili. E mamma, io ho detto, se è nato 4 mesi e mezzo, 4 chili, a 9 mesi 8 chili. Quindi, non stupido, ho capito che non era mio figlio.
Così ho scoperto che aveva l'amante. E oggi domani, Ciretti, come si dice, una mafagnata di colpa. Quello si è messo l'avvocato e ho perduto tutto. Come poteva venire in Italia se non mi avevano arrestato manco l'occhio per piangere? Mamuzza, Paciuzzo, vi faccio una confidenza. Finivi pure sotto monti di broccolino. Ma la sorte, quanto mi preparo qui in Italia. Chi è? Un momento! Trovare cravatta! Oh! Rossuzza! Danuzzo, guardami! Ma ti sei impazzita? Guarda che... Guarda come sono bella, sono per te, Danuzzo! Sì, io non Tutti posso in una guardare. masala, minica gioia! Non posso, porta sfortuna, ha detto Che mia dici? cognata! Ma minchi grida sti... Come non credo? Ma non pare poi tanto male, posso guardare davvero? Comunque, Rossuzza, non mi provocare prima di matrimonio, ti prego. Gioia, no, non le dire così, bianca come un angelo. Appunto, ti prego, tornatene a casa tua. No, Gioia, dammi la vasata, voglio la vasata. Non posso, dopo matrimonio, ti prego, non roviniamo tutto. Chi facciamo dopo matrimonio? Ah, non so, poi vedremo. Sfoglieremo la rosa, petalo per petalo, spina dopo spina. Però adesso vai. No. Sì, vai e non ti farà venire di nudo. Ma chi stai babba? Mio marito buona babba. Forse è meglio non sposarmi. Si presentò con due vestiti di matrimonio. E se qualcuno la vede, ma quando trovo la cravatta, chi è ora? Chi è? Ah, un barrino, un momento! Avanti! Come mai così anticipato? Io vini capi confessarla. Ah, per confessarmi, prego, si accomodi. Si usa ancora in Italia confessare? E ci mancava, perché se certo, perché in America no. Comunque, Sabinerica. Sempre te l'ho dato, io Si cane. usa ancora in Italia dire Sabinerica? E ci mancava, perché in America no. Sì, appunto, pensavo che non si usasse più qui in Italia. No, io facevo veloci che mi ne chiedono, che canciare come a fare un matrimonio. Sì, come dice lei. Dica una cosa, lei è qui da molti anni? 20 anni. Addirittura, da quando mancavo io, ecco perché non conoscevo. In America invece siamo abituati che ci confessiamo direttamente col Padre Eterno. Pace eterno. Ma per sbagliare religioni così. No, sono cattolico apostolico romano. E allora chi c'è il pace eterno? Non si usa in questa maniera. La chiesa una ieri, si usa confessioni normali qua. Ma io le posso assicurare che lì mi confessavo direttamente col Padre Eterno. Per sbagliare religione allora. Le dico di no. Un papa sempre uno, in regoli stessi su. No, dopo si sbaglia, vede, sono più aggiornato io. I papi sono due. Sono due, la carta, un'altra carta uno ieri, sempre Papa Francesco. Va bene, prego, mi confessi. Iavi che cosa che si vuole levare, quant'avi che non si confessa? Ma... assai? 10 anni? 10 anni? Ma già maci, quant'avi? Qualcosina in più. Quant'avi? 20 anni? 35 anni. 105 anni, maci, 105 anni. Da quando ho fatto comunione. Bella maci. E lei capisce bene che io non mi ricordo bene tutte cose che ho fatto in 35 anni. Le spiego anche perché. Perché lavoravo su un grattacielo. A un certo punto cose della vita sono cadute. Vede, il cervello è scoppiato di fuori, no? E lei può comprendere che non posso ricordare tutto. Avevo dimenticato my name, my surname, my address. Scusi.
avevo dimenticato un po' di cose. Lo Ecco. capisci, vabbè. Però che facciamo veloci che mi chiede cancellare un No, patrimonio. no, le devo dire una cosa che mi preme molto dirle. Mi contate. A lei devo chiudere le porte. Chi ti aiuta? Veda se è chiusa. Chiusa. Prego, si accomodi. Mi posso confessare con lei? Certo, c'è mancato, che succedeva? Chiavi. Beh, glielo dico piano. Non potessi dire che succedeva? Feci morire a me senza che mi hanno visto. Ma non si preoccupi, Dio è grande e misericordioso, non vi ne dice, aiuta. Sicuro? E c'è mancato per chiesto. Posso stare tranquillo? Certo, però io ci rinno come penitenza, c'è il rosario, stanotte. C'è il rosario stanotte? 30 anni avevi che non si confessa tu pure picca chieste. Ma lei capisce che stanotte io ho altro da fare? Io capisci, però 30 anni. E appunto a 30 anni anche che io aspettavo occasione di matrimonio e non posso stanotte. E se ne diceva Non uno si- solo? Uno? Uno E solo. se non lo dicessi e domani mi confesso di nuovo? Certo, si può fare. Benissimo, allora stanotte mi dico 3 Mi rosari. vedremo come matrimonio. Grazie assai. Mi sposa lei? Certo, caro l'unico padrino io sono. E mi sposa in jeans? No, no, mi vai a cancio. Ma che prezzi moderni. Comunque, devo trovare cravatta. Dov'è mia cravatta? Dove hanno messo mia cravatta? Dio. E chi è di nuovo, padrino? Un momento! Avanti, padre Benedetto! Eccoci! Ti ho trovato! Oh, Tu torni con me in America! no. Subito! Io non potevo tornare in America. Tu torni con me in America! No. Tu hai un figlio da vivere brutto cornuto! Brutta cornuta, tuzza colina. Esci da là! Figlia tua, a me 4 mesi e mezzo, 4 chili. Vieni con me, vieni! No, Tu devi venire con me in America, devi No. campare a mio figlio! io non campo figlio di amante. Alzati, subito! Brutto stronzo, alzati, brutto, ehi, brutto stronzo, che è successo? Oh my God, l'ho ucciso, ah no, ehi, oh my God, io scappo, oh my God, scappo. Ah, pronte siamo o no? Non sei ne? Non è? Oh, Dan! Manuz! Chi hai? Dimmi chi? Susi! Chi hai? Chi hai? Chi fu? Chi hai? Ma impazzito, ci sentite? Sentite. Sentite, figlio. Una magliini. E mi, sentite o no? Ma che sta succedendo qua? Che ne sa, c'è impazzito. Ma chi è? Piccolo, di gioco, stavano un po' di mano. L'acqua. L'acqua. Ma che l'acqua? L'acqua non è. Zicchi. Ma che ne sa? Sì. Chi dici? Ah, Farà la pipì. pipì. Andiamo un bagno. Come No, pipì no, no? pipì no. A bubu va a fare, a bubu. Non è che confermo stamattina non io non mi matrimonio sto
Falla. La signorina. Ma che vuoi? Gioia, io La non signorina vuoi? sta arrivando ora tua moglie, Sì, lo sento. Ragazzi, ci quattro gocce, caruselli, inferno sul cielo. Dacci tu da banciare. Devi vicina muffetta. Prego, si accomodasse, prego, prego. E che succede io? No, non devi, non ci benedetto niente, a posto. Che succede? E se non ce l'ascolta, muta, mucciamo. No, metti che gli gioca. Piccolo contrattempo, padre Benedetto, ora È emozionato. è emozionato. Senti papà. Senti papà. Emozionato con matrimonio. Alle queste cose ci fa fare. Così tanta D'America, di questa maniera poi. Che quella sposa. Basta, veloce. Gioia mio tesoro, bello zuccherato. Che hai, Gioia? Sei emozionato. Ma che emozionato. Ma che si babba? La voce del bicchiere. Facciamolo respirare un attimo. Gioia, maritare. sei emozionato, emozionato. Ma che fa? Che fa? Basta, che siamo matrimonio. Signora, basta. Signora, basta. Stiamo a maritare un matrimonio. Ma cominciamo un matrimonio. Ma cominciamolo veloce. Basta, un matrimonio, cominciamo. C'era basta, un matrimonio che non fare. Portiamola fuori. Signora, basta, maritiamo veloci. Veloci. Ligia una formula il riso. Che si pazzi. Basta, cominciamo sto matrimonio. Veloci. Siete qui per unirvi in matrimonio? Senza costrizione alcuna? Sì, mi dici sì. Sì. Mi dici sì. Uri. Siete disposta ad amarvi nel bene e nella cattiva sorte? Sì, Gioia, sì. Dici sì. Guida, sì. Sì, Gioia. Ok, rissi sì, rissi. Prima che gli sposi si scambiano gli anelli, non è capito, avviciniti. Se siete a conoscenza per cui il matrimonio non dovrà essere celebrato, no, buono, si possono maritare. A posto, bravi! Chi è? Che succede? Che succede? Io sono venuta per costituirmi che ho ucciso Zoccolina! Sei vivo! Tano, sei vivo, Tano! Io sono sua fidanzata americana! Abbiamo un baby!
Che succede? No, Gioia! Che succede? Che succede? Di capitazioni in Nivale, quando vi decidete mi chiamate. Maledetti spiriti! No, Gioia, io Ma che cazzo siete? Io fidanzata americana! Ma non ci rompete, cortezza! Che devi venire a casa! E chi sta sciavestuta? Chi è che hanno lavorato? Che dici sciavestuta sognuto Puglieri? Ma moglie! Che ti scassi sua moglie! No, moglie non ne ho avuto mai, io non ne voglio mai! Io fidanzata Perché le americana! mogli devono essere degne mogli! Non devono andare di qua e di là! A divertimento! Io E i fidanzata figli! Feri! E tu così! tua fidanzata Ma americana quale con baby da fidanzata, crescere! fidanzata? E voi altri, che cazzo siete? Ma frate? Io non ne ho avuto mai frate. Io fidanzata americana! Ma così? E io sogno l'altro figlio di mia madre. Ma chi ha? Che volete? C'era sti sono forti, ce l'ha detto a lei. Ma quale botta? Vedete qui che bussa in tale casa. E poi ti vieni. Ah, un notario c'è. Uno taro. E che succede? E chi è tutta questa confusione? Casemo, chi desidera lei? Però dato. No, ci facciamo. Siamo maritati già. Aveva una Vuole maritare. maritare? Che parli tu in tale casa? Chi vuole lei? Io fidanzata americana! Ma quale fidanzata che sta zoccolina americana? Ma non siamo maritati Io ancora. con lei! Quattro maritare. E per chi? Perché lo posto in gioco, un corpo che c'è dentro la testa, cara? Mi resta in quarto? Io no. Te ne incarregare. E allora io... Guarda, ne mi resta. Che stai a fine? Niente, qua io ero venuto per dare seguito all'ultima volontà di vostro padre. Prima pace. Ma pace in campagna. Lo parliamo 10 anni che morivo. Moreo? Lei c'è una rete. Non ci pensava, ma va No, mi aveva scusato. lasciato questa busta Ma per pace. darla il giorno del matrimonio A me. al suo figlio Gaetano. Io fidanzata americana! Io sono frate. Lui è Gaetano. Io? Oh, e Penso. allora venga qua con me. Io sono Gaetano. Ah, Venga. no, lui Gaito. No, io sogno. Vai te vieni, va. Dica. Allora questo è stato l'ultimo regalo che le vuole fare suo padre prima che lui morisse. Ma mi Il faccio giorno morire. del suo matrimonio. L'ha lasciato a me per consegnarla a lei in questo giorno felice. Questo è per lei. Grazie assai. No, date, vogliamo che... Guardiamo! Non guardare su! Ma siete camorreoso, sapete? Io fidanzata americana! 20.000 euro. No. 200.000 euro. 200.000 euro. Io fidanzata americana! No, tu sì, va a dire ricamo. No, andiamo sui frati Io siciliani. fidanzata americana! No, io sono un frate. Oh, datemi una calma. Senti, Io non ci stai capendo più niente, manco nessuno in questo minuto. io sono tuo frate, che lui voleva Sì, bene che io sì. sai. No, io a me mi regalassi tante cose e mi dicesti in Io Milano. fidanzata americana! Tu a zita americana? Ah. Ma arrivo io, sti soldi, mi piacciono i pigliò. E Ah. allora, per me, io posso pure vincere. Questi non saremo a puntare ai cazzo, era da far bene. Dollari, 24 dollari! Oh, a me che mi puntate, per me posso pure rubare. Oh! Pace, onesto era. Sti cose lei non le va a dire. Ho capito? A me che mi puntate. Ma a me che mi puntate. I soldi su di me! E di mio marito! Quando mi E allora, calma tu. Mi maritari! Calma tu. E allora ne avrà veramente una spiegazione a mia madre. E allora io mischino, quando io ero posto a pigliare la pensione, oppure quando mi facevano un regalo a quando due, allora, uguale somma, tu non gli comprendere niente. vediamo che ci mettevano in un libretto a nome del vostro fratello. Quindi poi prima di morire li ha raccolto tutti, li ha prelevati dalla posta e ha messo in quella busta e quindi ora sono di vostro fratello. Ma 200.000 euro! Che ci vuol dire? Andiamo, 200.000 ma euro? I soldi su! No, vuol dire che 200.000 euro ci resa lei e 200.000 euro ci resa Da lei. 20 anni, ma com'è possibile? Oh, a me come puntate? I Chi era? soldi Io su di vostro me! padre. Io non ero vostro. Senti, Oh. io fidanzata americana, dollari miei! I soldi Tu puoi scordare, Gioia! I tuoi marito! Miei soldi!
soldi sono i nostri, dividi. Sei frati. Ora mi stai un cazzano! Che voglio? Piano. Siccome ora mi incazzavi, faccio l'assaggio! Va bene! Sei nero? Fortunesci? Sicuro? Cose, mi pazzi? Mi stavano facendo morto. Ma che si va a fare per campare? Ma lo sapete che vi dico? Visto che sei nero tutto, i soldi ne cercano noi. E facciamo così. Il Signore mi benedica a tutti. E l'uomo è curto, e belli e brutto. Io ho notato che i soldi sono frutti. Buonanotte. Speriamo che la commedia sia stata di vostro gradimento. Esther, americana, Serafina Morgano, Padre Benedetto, Alessio Simonella, Rosa, Lucia Artino, Santa, Graziella Vitale, Benedetto Ingarbuglio, Carlo Vitale, Angela, Alessandra Caridi, Pippina, Maria Aurora Riotta, Antoni, Nino Riotta, Brasi, Antonia Raga e infine Tano Preciso, Gaetano Cicirelli. Siamo sul palco l'autrice, la professoressa Caridi, Rosa Maria Lombardi, la pistola era di Calogero, la vuole restituita subito. E passiamo ai ringraziamenti. C'è Padre Calogero ancora in piazza? Prego, salga. Il Presidente dell'ASPI, Padre Calogero Riti. Un ringraziamento particolare Padre Calogero Riti, Presidente dell'ASPI, il Sindaco, Avvocato Calogero Re e tutta l'amministrazione comunale. Un ringraziamento particolare al Vice Sindaco signora Rosalba Conti per la rinnovata scenografia ed insieme a lei un grazie va al marito signor Filippo Tomasi Morgano per aver seguito i lavori. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, Salvatore Araga, Pippo Pineta, Antonio Ruggero Parrino, Maria Concetta Letizia, la Superiora Suor Angelica, Salvatore Riotta, Sandro Simonella, il Giardino dei Fiori di Antonello Calà e l'Arca Service di Antonio Barone. Calogero, quando entra Padre Calogero gli spari, vai. Metti dietro la porta. Nasconditelo. Vai. Nasconditi. Cosa devo dire? Semplicemente grazie. È sempre una serata bella quella di trovarci insieme nella gioia e anche quando ridiamo. Molto bene, sono un po' emozionato perché sono contento. Grazie. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo anno. Grazie a tutti, buona serata e buona festa di San Biagio.